Ben ritrovati gentili amici e amiche all'ascolto, edizione della sera per quanto riguarda il nostro audiogiornale di lunedì 11 maggio. I casi accertati positivi al coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 3.138, con un incremento di 8 rispetto a ieri. I totalmente guariti 1.921, quelli clinicamente 75. Nella giornata odierna si sono registrati 2 decessi, quindi il numero complessivo di morti da Covid-19 sale a quota 312. Lo ha reso noto dalla sede operativa di Palmanova della Protezione Civile il vice governatore del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi. Per quanto riguarda i pazienti affetti da Covid deceduti, i dati su base territoriale sono i seguenti. Trieste 169 casi, Udine 73, Pordenone 66 e Gorizia 4. Relativamente alle persone risultate positive, l'area triestina registra 1.322 infettati, Udine 970, Pordenone 651, Gorizia 195. Tra i pazienti che attualmente si trovano in terapia intensiva, 96 quelli ricoverati in altri reparti, 731 quelli in isolamento domiciliare. Sono 2.271 le persone controllate nella giornata di ieri in Friuli Venezia Giulia nell'ambito degli accertamenti per il rispetto delle misure di contenimento del coronavirus. 54 sono state sanzionate per inosservanza, è quanto emerso dai dati diffusi dalla Prefettura di Trieste. Durante le verifiche 7 persone sono state denunciate per altri reati. Sempre nella giornata di ieri le forze dell'ordine hanno controllato anche 576 esercizi commerciali. Una pattuglia della Polizia di Frontiera di Trieste, nell'ambito dell'operazione Strade Sicure, ha scoperto 5 migranti irregolari che tentavano di entrare in Italia dalla Slovenia nascosti in tir. La Polizia di Frontiera, diretta da Giuseppe Cola Santo, ha fermato per un controllo l'auto articolato sabato sera a Fernetti, nei pressi dell'autoporto. Durante l'ispezione gli agenti si sono insospettiti per alcune voci che avevano udito chiaramente che provenivano dall'interno del tir. Hanno dunque proseguito controlli più approfonditi e anche con l'ausilio dei Vigili del Fuoco di Trieste e un medico dell'ASL, sempre del capoluogo regionale, entravano nel tellonato dove hanno individuato 5 migranti afghani, tra cui un minorenne. Il piccolo gruppo si era creato una sorta di nicchia tra gli scatoloni dell'automezzo al fine di eludere i controlli. I migranti erano tutti in buono stato di salute, sono stati dunque identificati, avendo tutti manifestato la volontà di chiedere protezione internazionale, in ottemperanza anche al decreto sul Covid-19, sono stati affidati alle strutture specifiche dove trascorreranno il periodo di quarantena. Signor Sindaco, operazione fase 2 per quanto riguarda il comune di Rivignano Teor? Sì, più che fase 2 potremmo dire fase 1 e mezzo, perché in realtà ancora gran parte delle attività sono chiuse, tutti i negozi, tutte le attività di bar e ristorazione e noi speriamo che quanto prima tutti queste possano ritornare alla normalità, anche perché rimanere chiusi per così tanti mesi senza nessun aiuto rende la sopravvivenza molto difficile. E infatti noi abbiamo affrontato qui nella fase cosiddetta 1 un'emergenza di tipo sanitario, ora ci prepariamo ad affrontare anche un'emergenza forse ancora più difficile di tipo economico-sociale. Ecco, lei ha detto una cosa importante, emergenza, 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 perché purtroppo nulla è di definito, no? No, ancora non si riesce a capire quale sarà il futuro, ci sono state settimane in cui qui bisogna ringraziare tutti i volontari della protezione civile, del gruppo Alpini, i volontari temporanei che ci hanno dato una grande mano. Sono state settimane, dicevo, in cui abbiamo affrontato un giorno dopo l'altro una serie di emergenze anche inaspettate, però grazie alla preparazione dei volontari della protezione civile che avevano fatto tantissime attività addestrative in passato, mai preparandoci per una situazione simile, ma evidentemente quando ci si allena, ci si esercita, poi anche se la situazione è diversa da quella prevista, comunque si acquisisce una capacità che può essere utile e loro lo hanno dimostrato. Per settimane hanno lavorato alla gestione di questa emergenza, ora siamo leggermente più tranquilli, speriamo di poter tornare lentamente alla normalità. Ecco, per quanto riguarda i casi, so che il suo territorio è stato uno dei pochi, tra parentesi, con numeri importanti.
Ma sì, abbiamo avuto il massimo di 8 persone contagiate nel comune di Rivignano Teor, ora tutte queste 8 sono guarite, per cui siamo a 0 positivi da ormai qualche settimana. E teniamo monitorato la situazione in collaborazione con l'azienda sanitaria, in particolare il Dipartimento. La situazione insomma è sotto controllo. Certo. Senta, per concludere, ci sono molte iniziative legate al territorio perché è un comune turistico, va detto subito anche quanto riguarda Rivignano Teor. Qualcosa purtroppo salterà, ma anche le cose in programma più avanti sono in stand-by, no? Certo, noi qui avevamo un progetto, un percorso di valorizzazione del territorio straordinario del fiume Stella, con tante iniziative che sono state annullate. Altre si cerca di capire se potranno svolgersi o meno. La più grande manifestazione del comune è la Fiera dei Santi, che si svolge a cavallo tra la fine di ottobre e i primi di novembre, e la Festa dei Morti, una festa dei morti che è famosissima non solo in Italia, ma direi anche in Europa, in tutto il mondo. Ormai abbiamo notizie anche dall'America, insomma, che citano questa nostra Festa dei Morti. Quest'anno, anche se ottobre e novembre sono lontani, i preparativi che di solito iniziano molto tempo prima sono un po' in difficoltà, perché non riusciamo a capire se si farà e se si farà come si farà. Diciamo che abbiamo un piano B, cioè prima di abbandonare del tutto la possibilità di svolgere la Fiera dei Santi, stiamo organizzando un'ipotesi di fiera che non è proprio ridotta, diciamo è completamente rivoluzionata per adeguarsi ai tempi. Se poi non si potrà fare neanche così, all'ultimo momento getteremo la spugna, ma prima di arrenderci proviamo l'impossibile. Andiamo a chiudere questa edizione con le previsioni del tempo per martedì 12 maggio, cielo in prevalenza coperto con rovesci temporaleschi sparsi, specie ad est, più frequenti nella notte e nella prima parte della giornata. Nel primo pomeriggio entrerà bora moderata, successivamente rimarrà la possibilità di qualche pioggia debole o moderata. Possibile qualche nevicata sulle Alpi Giulie, temporaneamente fino a 1300 metri circa. Le temperature, le minime in pianura oscilleranno tra i 9 e i 12 gradi, le massime tra i 18 e i 20. Sulla costa le minime tra i 9 e i 12 gradi, le massime tra i 17 e i 19 gradi. Con questa notizia è tutto, vi ringraziamo come sempre per l'ascolto e vi diamo appuntamento alla prossima edizione nel primo pomeriggio. Non resta che dirvi, mandi e alla prossima.